things we know. Salve amici di YouTube di Vodamax e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento qui sul canale. Innanzitutto buon Natale, perché questo video lo vedrete nel pomeriggio del 25, per cui immagino sarete tutti quanti innaffarati con il pranzo di Natale a smaltire le abbuffate di questo 25 dicembre 2017. Come avrete notato, la programmazione natalizia è già cominciata, per cui questo video è leggermente in ritardo. Il 23 ho pubblicato il vlog dedicato alla mia esperienza da team manager nel playoff per dare una mano al socio Daniele. Purtroppo non è andata come speravo, però per poco non riusciamo a fare il capolavoro della strategia fatto persona, perché guadagnare 2 posizioni sarebbe stato veramente il top. Grazie alla strategia sarebbe stato veramente un gran colpo. Mentre domenica 24, la vigilia di Natale, avrete visto la mia gambettata di allenamento in vista dell'ultima gara di campionato che si è svolta ad Asti a novembre, in quella del Vicenza Kart Indoor, una piccola garetta insieme al buon Nick, che diciamo si è offerto di farmi da sparring partner in questa circostanza, anche se chiamarlo sparring partner sarebbe il primo caso di uno sparring partner che mazza chi ci dovrebbe allenare, però quello è un altro discorso. Mentre il 26 vedrete la sessione di 25 minuti che mi sono fatto sempre quella sera lì, però in maniera ininterrotta, 25 minuti filati, e quella diciamo è stata utile per allenare un po' la resistenza psicofisica in vista della gara che si sarebbe corsa ad Asti qualche giorno più tardi. Mentre per quanto riguarda il fine d'anno ci saranno i veri e propri botti. Il 30 pubblicherò il warm up dell'ultima gara di campionato che è corsa ad Asti, che è stata diciamo la seconda presa di contatto della giornata con il nuovo layout, che comunque mi ha sempre più convinto, sono riuscito a migliorare i tempi. Il 31 ci saranno i veri botti, perché pubblicherò la sessione di qualifiche, che veramente ci sono stati le bombe di Maradona per pochi centesimi, come è successo già alla prima gara di campionato. Mi sono giocato la pole, i migliori tempi con l'Emo e l'Eulisse, dopo è arrivato Mattia che ha tirato fuori l'elevamento di conigli da cilindro, ha fatto lui la pole, dopo sappiamo com'è andata un po' a finire. Mentre per iniziare bene l'anno, il 1° di gennaio vedrete l'onboard camera completo e senza censure, anche perché qualche parolaccia mi parte, non così grave come potrebbe essere, però della gara finale di campionato. 25 minuti con 2 pistop, lì diciamo che un po' mi vedrete veramente deluso, anche se poi, come vi ho già raccontato nel vlog del 23, le cose sono totalmente cambiate. Invece per l'Epifania pubblicherò il video dei 15 minuti di allenamento che ho fatto sabato nella stessa giornata del playoff alla Top Fuel Arena, una bella pista che a me piace, cioè mi ricorda molto la speed zone di Monselice, che adesso purtroppo ho chiuso, però il layout è molto simile e nell'ultima sezione è identica, sono identiche come layout, per cui è anche un piccolo tuffo nei ricordi, dato che purtroppo ha cessato l'attività alla pista. Mentre per l'anno nuovo ho intenzione di portare video di altro tipo, anche qualche recensione, riprenderò in mano la rubrica Smart Karting, che comunque ho visto l'unico video di cui ho fatto la recensione, è andato anche abbastanza bene a livello di visualizzazioni, di like, comunque sono molto contento di questa cosa. Cercherò di portarvi altri video di questo tipo e anche qualche video dedicato ai consigli per chi vuole approcciarsi a questo mondo. Prendo spunto da un commento che, tra l'altro, se non ricordo male, proprio del video di settembre della Top Fuel Arena, uno di voi mi ha chiesto cosa serve per cominciare e così via. Farò un video dedicato anche a quello. Se avete diciamo qualche suggerimento, qualche richiesta particolare per dei video, non esitate a lasciarmela qui sotto nei commenti. Bene, dopo questo preambolo di circa 5 minuti cominciamo a parlare di quello che è veramente l'argomento principale di questo video, ovvero la mia esperienza nel campionato per le car Veneto di quest'anno. Come ho già detto nel video vlog di sabato scorso, sabato 18, quello dedicato al playoff, se dovessi dare un voto da 1 a 10 a questa stagione, darei un 8, perché per uno come me, la mia prima esperienza, arrivare sul podio era qualcosa di totalmente impensabile. Sono riuscito
una sfida con me stesso a dimostrare che valgo qualcosa a livello kartistico. Nonostante le mazzate che ho preso, sembra Tibia e Nick, ma loro ovviamente sono di un altro pianeta, sono i Messi, per me sono i Messi e Ronaldo del karting rental. Anzi, e c'è gente ancora più forte di loro, per cui diciamo che sono stato ben felice di arrivare sul podio di campionato e che poi, tra virgolette, per vie traverse anche ad avere la possibilità di andarmi a giocare un titolo europeo il prossimo febbraio. Pensare che quando decisi di iscrivermi al campionato non ero poi così tanto convinto di me stesso, cioè sì, mi vedevo bravo, però non avevo mai corso, non avevo mai disputato una gara sprint in vita mia, se non quelle di allenamento. Invece la prima gara che ho fatto, quella di Raceland del settembre del 2016, sono rimasto fuori dalla finale per un punto. E lì effettivamente ho capito che potevo dimostrare la mia, anche perché la rimonta dal penultimo posto in griglia fino al podio di gara 1 mi ha casato veramente tanto. E con lo stesso atteggiamento ho affrontato gara 2, dopo vabbè sappiamo come è andata a finire, cioè ho arrivato quarto, sono rimasto fuori per un punto. E da lì è maturata un po' la mia decisione di partecipare al campionato Playcard Veneto. Sulle prime mi sono detto ok dai, sfruttiamo questa occasione per migliorare, imparare qualcosa e magari anche toglierci qualche soddisfazione. Già il fatto di essere arrivato comunque tra i primi 3 alla prima gara mi ha sorpreso, cioè ho detto caspita, ma cosa è successo? O oggi ho avuto una botta di fortuna clamorosa oppure non riesco a spiegarmelo come io sia riuscito a portarmi a casa la mia prima gara alla Coppa, cioè, anche perché comunque mi sono fatto un piccolo regalo di compleanno, dato che la gara si è corsa l'11 di marzo e io ho compiuto gli anni 2 giorni prima. È stato un bel regalo di compleanno che mi sono fatto. Il secondo appuntamento, diciamo, mi sono detto vabbè dai, diciamo, ho avuto il culo di arrivare terzo alla seconda gara, non so come andrà a finire, e puntualmente sembrava essere stata confermata questa mia impressione, perché comunque che oggi non sono stato molto brillante, tra qualifiche non propriamente buone, contatti in gara 1 e rimonta in gara 2, perché comunque il mio punto forte che devo ammettere che ho capito in questa stagione sono le rimonte. Sorpassi li so fare, quando c'è da attaccare attacco, quando c'è da difendere so difendere. Uno dei complimenti che mi sono sentito dire in occasione della gara di metà stagione, quella Raceland fatta con i super leggeri da Martino, che ha vinto gara 1, è stata che sono uno dei piloti più difficili da tenere dietro, e questo mi ha inorgoglito veramente tanto, cioè mi ha caricato, mi ha dato la convinzione che potevo essere una minaccia seria, importante per tanti piloti, ovviamente a parità di mezzo, perché comunque se c'è una superiorità a livello di mezzo lì purtroppo si può fare gran poco, non riesco ancora a fare la differenza, anche se ovviamente ci sto lavorando. Però dopo, diciamo, gli alti e bassi delle prime 2 gare di stagione arriviamo a Legnano e lì è stata la più grande soddisfazione che potessi mai immaginare di avere in questo campionato, ovvero la mia prima vittoria. È stata una gara in cui c'è stato tutto, è stata la mia gara perfetta di questa stagione. Avevo fatto il quarto tempo più veloce durante la gara 1, un po' sfortunata, però mi ero garantito una buona posizione in griglia. La fortuna ha voluto darmi anche una mano, perché avevo uno dei kart con la velocità più alta in assoluto, se non proprio la top speed. La GPS, visto che è arrivato oltre gli 85 km/h in fondo al dritto prima della prima curva, e ho saputo sfruttare al meglio questa sua peculiarità, benché nei tratti misto lenti, forse un po' piccoli in uscita, ho cercato di far scorrere il più possibile il kart in modo da non farlo scendere troppo di giri. Ogni giro mi dicevo porca troia, quanto manca, quanto manca, e quando ho visto la bandiera a scacchi gli è esplosa la mia esultanza in maniera plateale, cioè sono scoppiato in una maniera pazzesca, ho fatto dei gesti che a rivederli adesso sì mi gasano, però mi mettono anche un po' in imbarazzo, però capitemi, la gioia della prima vittoria in carriera è stato qualcosa di eccezionale. Bello che tutti quanti mi sono venuti a fare i complimenti, a esultare con me, un po' come è successo a Barrichello ad Hockenheim nel 2000 quando vinse sotto la pioggia, insomma ricorderete quella gara se siete appassionati di Formula 1. Dopodiché appunto è stata la gara di Raceland in cui diciamo ci siamo scornati per bene durante le qualifiche, la gara. Purtroppo sono stato sfortunato in Super Pole perché non so perché mi hanno pioppato 3 secondi in più e non capisco onestamente il motivo. Dopo un po' e poi un po' la sfiga di trovare un kart che aveva le gomme sulle tele, aveva un sottosterzo che era una cosa
inguardabile, mi ha dato un po' la mazzata in quella gara lì, però comunque è andato anche abbastanza bene. Ultima gara prima della pausa estiva al big karting, e lì diciamo che ho cercato di limitare i danni, però sono arrivato, ho fatto un buon terzo posto, anzi secondo togliendo la wild card Andrea Rocco che vinse quella gara, cioè sapendo un po' il nome che ha Andrea Rocco, diciamo campione del mondo e così via, per me è stato veramente importante ai livelli, anche se solo a un secondo, a meno di un secondo, per me è stata una gran vittoria, perché lui con tutta l'esperienza che ha, con la sua velocità, con la sua pulizia di guida, è uno dei più forti piloti in Veneto che corrono ancora, senza nulla togliere ad altri nomi importanti come Cappello e così via, però è uno dei migliori, questo non c'è alcun dubbio. Dopo va bene, in gara 1 ho cercato di limitare i danni e sono arrivato terzo, mentre in gara 2 un contatto al primo giro, che da lì un pochino è partita un po' la rivalità che c'è stata tra me e un altro pilota. Diciamo, mi dispiace che sia andata anche oltre, perché ne approfitto anche per chiedere scusa. Sì, mi sono lasciato sfuggire delle parole un po' pesanti, però deve anche un po' capire che erano parole dettate a caldo, per cui sono soggette alla tensione, allo stress della gara, che io comunque ora come ora posso ancora migliorare nella gestione, perché appunto sono un pilota che ha cominciato da poco a correre. Dopo la pausa estiva c'è stata la gara di Piacenza, e lì diciamo seconda vittoria di stagione a livello di manche, e purtroppo però le qualifiche mi hanno fortemente penalizzato, la struttura era quella che era, rustica, perché comunque ti riportava un po' a un karting tra virgolette fatto di appassionati. Quello forse il segreto di quella pista, è fatta da appassionati che diciamo ora come ora non possono permettersi di sviluppare in maniera corretta il concetto, perché di per sé diciamo la struttura non è male, l'organizzazione non è male, è che ovviamente il luogo lascia un po' a desiderare, perché comunque un capannone, però comunque la pista non è male, che ovviamente a livello di sicurezza ci si può anche fare un po' male, però per fortuna non è successo niente. Penultima gara di campionato siamo stati a Raceland con il Centurion, e lì un pochino di sfiga ha continuato a seguirmi, perché ho avuto problemi in qualifica, ho avuto la cinghia che si stava rompendo, il che mi ha condizionato nelle qualifiche. Dopodiché sono state veramente delle battaglie furiose in quella gara 1 lì, veramente, cioè, proprio si cercava di sfruttare il minimo errore del pilota che ti precedeva. Un po' penalizzato dalla prestazione sul giro secco, ero partito per gara 2 carico per fare la rimonta, che puntualmente sono riuscito a fare perché sono arrivato terzo, però già lì mi sono detto, mi sa che per il titolo di vice campione non ce n'è. Poi facendomi i conti alla fin fine erano solamente 4 punti, arrivo alla gara di Affi carico, convinto a 1000, cercando di dare il massimo, di non perdere, perché non avevo niente da perdere, però purtroppo tra un passo gara che non sono riuscito mai a trovare, la poca conoscenza della pista, perché effettivamente Ulisse me l'ha fatto notare che io perdevo tantissimo nella nuova sezione esterna, nei due tornantini, perché avevo un modo totalmente più lento di farla e lì perdevo tempo. Ecco un altro aspetto che devo cercare di migliorare, il trovare subito la velocità e le traiettorie ottimali per guidare. Questo è un mio punto debole che cercherò di migliorare durante questa stagione 2018 che sta per arrivare. Purtroppo poi è andata come è andata la gara, ho cercato di attaccare, però non avevo passo gara. Mi era riuscito un doppio sorpasso di strategia nei confronti di Lemuel e Ulisse, però diciamo che se li ho riconosciuti correttamente dai caschi e dalle tute, erano loro. Diciamo che era una buona idea, però purtroppo non è andata in porto, anche perché non avevo il passo gara per stare con i primi. Comunque ho terminato in top 5 e portato a casa il terzo posto, che fino alla domenica successiva alla gara mi sarebbe costato il playoff, la taglia del playoff. Da lì poi la notizia che Giovanni ha deciso di rinunciare alla qualificazione diretta, il che scalava automaticamente a me, e da lì mi sono detto, cazzo che culo, vuoi vedere che magari viene fuori che vinco il titolo europeo? Ovviamente questo è puramente una
un'affermazione del tutto ironica, perché non sono il tipo che se la tira, che fa lo spaccone. Cerco di essere umile, anche perché so che il livello sarà molto più alto rispetto a quello che ho visto in campionato, e già i piloti emiliani sono molto forti. E adesso non so quelli lombardi, però ho potuto vedere il pilota vice campione Lombardia che si è qualificato con il playoff insieme a noi, e è veramente forte. Dopo ci sarà da tener conto anche degli svizzeri, degli austriaci e dei tedeschi, che loro bene o male sulla pista del racing di Roggwil ci girano molto spesso. Sto cominciando anche a guardare molti video su YouTube dedicati a quella pista per cercare di capire i traiettorie ottimali, e anche questo fa parte un po' di questo mio processo di apprendimento in vista e di preparazione in vista della gara della super finale. In conclusione, appunto, questa mia stagione è stata veramente fuori dall'ordinario, posso dire, perché per come mi ero visto io pensavo di essere un pilota da media bassa classifica. Sì, ok, posso provare a qualificarmi per il playoff, però non avevo tutte queste grandi verità. Invece mi sono scoperto essere un buon pilota, con mia sorpresa, e di riuscire a dar da filo a torcere da piloti con molta più esperienza di me. È stata veramente una stagione in cui mi sono scoperto veramente per quello che sono. Il bello è che tutto è partito da una semplice evento aziendale nel 2014, da lì è scoccata la scintilla, perché era la prima volta in cui giravo con un kart, anche se a noleggio, e è scoccato questo amore bellissimo, questo rapporto bellissimo che ho col karting, perché ho sempre avuto la passione per il motorsport, però purtroppo ci vogliono soldi per correre, per cui per iniziare secondo me il karting rental è un bel modo per provare le emozioni, per sentirsi piloti. Per quanto riguarda la stagione 2018 è ancora tutto un work in progress, so solo che l'appuntamento, quello fisso, è quello del 4 febbraio, mi sto preparando apposta per quello, dopodiché valuterò se partecipare ancora nel campionato Playcar Veneto o comunque nel campionato Playcar. Adesso farò un video dedicato alle novità della stagione 2018 che sta per arrivare, e probabilmente la mia prima gara del 2018 sarà il secondo round del campionato al VKI, che si terrà il 18 di gennaio, perché comunque la sfrutterò per allenarmi appunto in vista di questa super finale, che sarà l'evento principale di questa mia nuova stagione 2018. Dopodiché spero anche di poter fare qualche endurance in più. Sto un attimino sentendo anche altre squadre per magari aggregarmi a loro per fare qualche wildcard a livello di endurance. Notizia di qualche giorno fa, la CRG ha deciso di organizzare una 24 ore d'Italia ad Adria, per cui se ci fosse un team che sta cercando piloti, sono anche più che disponibile per farmi questa esperienza, che onestamente è quella che mi ha spinto a cominciare a correre. Partecipare a una 24 ore endurance, mi sentirei un po' come i vari Dindo Cappello, comunque Anna McNish e Tom Christensen, che hanno corso la 24 ore di Le Mans. Le sensazioni sarebbero quelle, senza dover per forza di cose svenarsi e guidare prototipi da 1000 cavalli. Un'ultima cosa proprio in conclusione, perché vedo che il video sta andando ben oltre quasi 25 minuti, dopodiché ovviamente farò dell'editing video, è che se io sono riuscito a seguire il mio sogno di diventare pilota, di essere pilota anche se in dimensioni ridotte, potete farlo anche voi, perché se si ha passione, se si ha voglia, se si ha determinazione, anche testardaggine e anche un pizzo di fortuna, ce la si può fare, credetemi. Io mi sono sempre visto come una mezza sega nell'ambito sportivo, benché nel calcio comunque ho vinto dei trofei tra virgolette importanti. Il massimo è stato un campionato provinciale quando avevo 12 anni, però il calcio non mi dava più soddisfazioni, non giocavo più, insomma ero sempre accantonato perché fossi uno dei pochi che faceva tutti gli allenamenti. Purtroppo facevano giocare sempre più forti. Qui diciamo la mia decisione di lasciare il calcio e dedicarmi al motorsport è stata la scelta migliore che potessi mai fare, per cui credete in voi stessi, credete in ciò che siete, e se volete farvi un'esperienza come quella che ho avuto io quest'anno, ne sarei ben felice magari di tirar fuori qualche nuovo pilota che insieme a me potrà darsi battaglia tra le piste migliori a livello veneto e non solo. Basterà anche semplicemente partecipare a una endurance organizzata da varie piste, che ne so, Chioggia, Vicenza Kart Indoor, B-Karting, insomma ce ne sono di piste qui in Veneto molto belle che organizzano eventi, anche campionati nella propria pista, e vi permetterà con una spesa tutto sommato di divertirvi, di sentirvi piloti e di provare le stesse emozioni che provano i top driver che corrono nelle massime categorie del motorsport. Con questo
Vi saluto, vi auguro ancora un buon Natale, un buon inizio 2018, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e se avete commenti da lasciare qui sotto lasciatemeli pure. Per cui un caloroso saluto dal vostro Badalmax e ci vediamo nel 2018. Bye bye!